Buongiorno, io sono Vez e bentornati sul mio canale per questo speciale di Capodanno. Sarà un video un po' particolare e ci tengo a dire qualcosa sul mio stesso canale. Sono attivo su questa piattaforma da più o meno 5 mesi e voglio fare un po' il resoconto di quello che è stato YouTube fino ad ora per me. Sono realmente colpito dai risultati che ho ottenuto in così poco tempo, soprattutto perché parlo di argomenti non esattamente leggerissimi. Alla fine però il canale è stato aperto proprio anche per questo, per creare una community di persone interessate a fatti anche abbastanza seri. E vi dirò che sinceramente preferisco un canale da 1000-2000 iscritti con persone realmente interessate a questo argomento piuttosto che uno da milioni di iscritti nel quale ad esempio qualcuno si iscrive per un singolo video e poi non prende parte attiva al canale. E proprio questo concetto vuole essere uno dei miei buoni propositi per il 2020, farvi partecipare molto di più. Vi esorto realmente a scrivermi, sia pure per lamentele, critiche o per sottolineare un errore. Mi fa veramente piacere quando qualcuno mi scrive una nuova idea per un video che gli è venuto in mente, oppure mi chiede un chiarimento o mi fa una critica costruttiva. Sono già successe queste cose e vorrei che nel 2020 succedessero molto più spesso. Questo genere di cose è realmente importante per me, per una questione di evoluzione personale, è sicuramente più importante degli iscritti o del numero di visualizzazioni. Sotto il punto di vista dei video voglio essere costante come lo sono stato nel 2019 e pubblicare 3 video a settimana. Come ho sottolineato anche in altri video, la serie E-Coffee, che è in assoluto quella che vi è piaciuta di più perché tratta di notizie in maniera settimanale economiche, verrà sospesa, cioè è già stata sospesa e sostituita con un'altra, Pillole di diritto. Questo non sarà per sempre, sarà solo per il lasso di tempo nel quale farò gli esami, perché non avrò sicuramente il tempo di stare a informarmi in maniera seria per realizzare un video. Purtroppo la mia università ha questo difetto di concentrare tutti gli esami più o meno nello stesso periodo, in poche settimane, e quindi non avrò il tempo di realizzare nuovi video. I video che verranno realizzati sono già stati tutti pensati nel periodo precedente perché sono una persona molto previdente e quindi la programmazione, almeno fino alla fine di febbraio, è già tutta fatta. Non devo fare niente, devo solo registrarli e editarli, che ci metto pochissimo. Nelle pause dello studio lo farò. Però dopo questa sessione, attenzione che arriverà una seconda stagione sul canale completamente diversa. Ho intenzione di rivoluzionare tutto, distruggo quello che ho appena creato e spero di farlo meglio. Spero realmente che apprezziate tutto il tempo che ci metterò perché credo veramente tanto in questo progetto e probabilmente questo è quello che voglio fare nel futuro, divulgazione. A proposito di questo ho intenzione anche di realizzare dei nuovi video non prettamente divulgativi su qualcosa che mi piace, roba che ho approfondito da solo o completamente altre discipline. Non vi spoilerò niente, però le idee ci sono. Fatemi sapere se vorreste un secondo canale per questo genere di cose e questo tenerlo prettamente divulgativo. In questo momento non c'è nulla di deciso e molto farà anche la vostra opinione sui miei canali social. Sui social pubblicherò dei sondaggi nel prossimo futuro e vedremo un po' com'è l'andazzo. E a proposito di questo vorrei ringraziare tutti quanti perché nonostante io usi YouTube come mio principale canale di divulgazione, ho aperto altri social come vetrine del canale e anche lì mi seguite in tantissimi, che è sbalorditivo per me, quindi grazie. Uno dei buoni propositi per il 2020 è anche cercare di realizzare dei nuovi contenuti per quelle piattaforme, contenuti specifici per ogni piattaforma. Non ci riuscirò mai, però le buone intenzioni ci sono sempre. Terrò questo video breve, in conclusione ci tenevo a ringraziare veramente tutte quelle persone che mi è capitato di conoscere grazie a questo canale, che sono realmente piene di passione e che sono veramente sbalorditive. Grazie veramente a tutti quanti, a tutti quelli che credono nel progetto e anche a chi non ci crede. Ci tenevo a fare anche un saluto speciale a Domenico di Vivere di Dividendi perché uscirà una collaborazione sul suo canale ed è un video molto interessante a mio parere, sull'università, quindi seguite anche lui. Vi ringrazio veramente tutti e per questo 2020 il motto rimane sempre lo stesso, ad maiora semper.